Questa attività è legata al problema delle dipendenze e secondo me si può collegare molto bene perché riesce a farti capire che comunque c'è sempre un'altra via d'uscita e non bisogna lasciarsi prendere. Oggi abbiamo fatto un progetto sul gioco d'azzardo. L'approccio che è stato fatto è stato alternativo e non scolastico. Ciò ci ha fatto ragionare molto su l'importanza di incanalare le nostre energie in qualcosa di positivo e non qualcosa che può ledere alla nostra salute e a quella dei nostri cari. Oggi mi sono chiesto che cosa c'entrasse questo progetto con l'attività che abbiamo fatto e in realtà l'ho trovato molto pertinente e mi sono divertito e mi è piaciuta. Oggi con i ragazzi abbiamo proposto un laboratorio artistico espressivo. È stato molto divertente e io in generale non sono proprio una persona molto creativa, però mi sono divertita molto ed è stato molto liberatorio da un certo punto di vista. Hanno recepito questa attività in una maniera assolutamente positiva, anzi sono stati al gioco, hanno realizzato tra l'altro delle opere davvero molto interessanti, anzi anche molto belle, così belle che hanno deciso di appenderle in classe per abbellire la loro classe ed è stata una loro scelta. Abbiamo lavorato in realtà tutto sulle loro scelte, quindi abbiamo aggiunto pezzettini di volta in volta, il laboratorio si è svolto in 3 fasi e in ognuna loro avevano delle possibilità e le possibilità le hanno prese, ci sono stati dentro e le hanno vissute tantissimo. Tant'è vero che nella fase finale, quando sono stati invitati a scoprire qual era il senso di questo laboratorio collegato al tema per il quale siamo venuti, hanno tirato fuori delle risposte che io stessa non avevo immaginato per questo laboratorio e quindi sono riusciti a creare dei sensi e dei significati ancora più grandi e più profondi di quelli che avevamo pensato. I ragazzi sono stati entusiasti in quanto è stata un'attività bellissima, molto stimolante. È stato anche molto bello vedere come sono stati incuriositi nell'utilizzare l'arte attraverso degli strumenti, attraverso le mani, attraverso i colori. E questo laboratorio ha avuto modo anche di dare la possibilità a questi ragazzi di entrare nel profondo di se stessi e soprattutto in un momento di autoriflessione è stato veramente straordinario come loro sono arrivati a fare dei collegamenti proprio con l'aspetto proprio delle dipendenze che spesso noi adulti facciamo proprio fatica anche a trasmettere verbalmente, invece è stato veramente emozionante che attraverso l'arte loro hanno potuto esprimere la parte più inconscia di loro stessi. Questo laboratorio mi è piaciuto veramente molto perché non è uno dei soliti laboratori dove vengono le persone, parlano, ti spiegano e tutto. È stato molto creativo e ci è piaciuto a tutti, in realtà a tutta la classe. E è stato anche molto introspettivo. Mi è piaciuto molto, soprattutto perché ha dato sfogo alla nostra creatività come classe, ci ha uniti facendoci colorare un percorso tutti insieme e poi facendoci provare emozioni molto, molto belle e interessanti. Abbiamo condiviso assieme alla classe un bel momento, secondo me, partendo da una buona iniziativa. Lo consiglierei molto alle persone della mia generazione. Ho veramente apprezzato il fatto che ci abbia permesso di esprimerci in maniera originale, dando sfogo ai nostri pensieri, a differenza delle lezioni che facciamo quotidianamente a scuola, che sono giustamente più canoniche e non permettono a noi però di differenziarci come persone. Non sapevo che questo problema fosse così diffuso e così grave, però con l'esperienza di oggi, l'esperienza di oggi mi è piaciuta molto, anche perché è stata un'esperienza molto libera, ho potuto esprimere quello che volevo, che pensavo e ho visto anche la diversità delle opere tra me e i miei compagni e soprattutto alla fine mi è piaciuto il fatto che da queste opere, che sono partite comunque dal niente, alla fine si è arrivata anche a un'idea a collegarsi al problema iniziale. Ho potuto dare sfogo a tutta la mia creatività. È stata un'esperienza estremamente positiva in quanto, a differenza di un classico insegnamento frontale, abbiamo potuto
prima fare le nostre considerazioni in un'attività interattiva e poi alla fine, quando abbiamo riflettuto su quello che abbiamo fatto, ci siamo posti gli interrogativi inerenti all'argomento. È stato molto bello, soprattutto per noi studenti giovani comunque, è molto interattivo, quindi riesce a coinvolgerci tutti. È un laboratorio che nessuno di noi si aspettava e però penso che sia veramente piaciuto a tutti quanti. Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSEI Euganea di Padova, in collaborazione con Alterebo Società Benefit e IEM. Ringraziamo come sempre gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner e media partner che a vario titolo la sostengono. Siamo a Padova, ci troviamo nella splendida cornice della Sala della Carità e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI. In questa settimana ci stiamo occupando di prevenzione e promozione della salute, grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, neuroscienze, uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro, tra cui gli aspetti della legalità che toccheremo questa mattina. Il titolo di questa edizione è Giochiamo d'anticipo perché il nostro obiettivo è fare cultura della prevenzione, perché riteniamo che un intervento tempestivo e proattivo possa intercettare i segnali di disagio prima che diventino patologia. Quindi l'idea è quella di fornire alla comunità, in particolare ai giovani e ai giovanissimi, le competenze necessarie per gestire le fragilità e potenziare i fattori protettivi. Ormai sapete che esiste un sito dedicato alla settimana di Cambio Gioco, si chiama www.cambiogioco.ulsei, è un sito dal quale potete scaricare tutti i materiali promozionali, il programma, ma nel quale soprattutto restano a vostra disposizione tutte le videoregistrazioni degli incontri di questa edizione e delle 3 precedenti. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia tramite i canali social e le dirette, lo ringraziamo perché veramente abbiamo un grande riscontro sia a livello di interazione con i nostri relatori, sia a livello di rilancio e quindi invitiamo tutti voi a continuare a dare risonanza a questa importante iniziativa. Abbiamo però anche degli ospiti in sala e in particolare, come sempre al mattino, abbiamo la presenza delle studentesse e degli studenti a cui diamo il benvenuto. Questa mattina abbiamo con noi la terza AIC dell'Ipsia Bernardi di Padova e poi la terza A SIA, la quarta A SIA e la quinta B RIM dell'Istituto Calvi di Padova, ai quali diamo il benvenuto e li invitiamo anche a fare un applauso per farsi sentire. Grazie, poi avremo modo anche di interagire con le ragazze e i ragazzi al termine della relazione dei nostri esperti, sperando di attivare un po' di confronto e un po' di dibattito. Abbiamo anche delle classi collegate che vogliamo salutare, la quarta B del Liceo delle Scienze Umane Cattaneo Mattei di Monselice e le classi prima e terza dell'Estetica di Padova, quindi grazie anche a loro per essere collegati con Cambio Gioco. Adesso passo la parola per un saluto alla dottoressa Arianna Camporese, che è responsabile dell'unità operativa semplice Alta Padovana del Dipartimento Dipendenze ULSEI Euganea di Padova ed è anche la responsabile dell'intero progetto Cambio Gioco. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
Buongiorno a voi, io vi porto i saluti istituzionali della direzione strategica, della direzione del Dipartimento. È un piacere oggi incontrare così tanti studenti, persone, cittadini, perché il tema ci sta particolarmente a cuore. Il problema del gioco d'azzardo non è un problema della scelta del singolo, però è un problema della società, è un problema di tutte le persone. E quindi come Dipartimento Dipendenze noi abbiamo una mission che è quella della cura, quindi noi vediamo soprattutto persone che hanno un problema, che vengono con i loro familiari, e qualcuno potrebbe dire: ma come mai oggi parlate di legalità, mafie, criminalità, cioè cosa c'entra con voi? Ha molto a che fare con noi, perché noi lavoriamo anche sulla prevenzione. La prevenzione è qualcosa che ha molto a che fare con la conoscenza e con la cultura, e la cultura ha molto a che fare con dei principi importanti che sono quelli della libertà, della democrazia, della giustizia, e quindi credo che sia importante oggi insieme sviluppare un pensiero critico che ci aiuta a essere delle persone più libere, e quindi vi auguro che oggi per voi sia uno spazio di libertà. Buona Grazie mille, relazione. dottoressa, grazie. Grazie per questo messaggio e questo augurio. Uno spazio di libertà e un'occasione di pensiero critico è proprio l'obiettivo di questo incontro, grazie al quale cercheremo di affrontare gli aspetti non solo di salute pubblica, ma anche economici, sociali e di legalità che stanno attorno al tema del gioco d'azzardo, perché la criminalità organizzata sta traendo grandi profitti da questa e il problema sta diventando veramente un problema di massa. Abbiamo con noi per parlare di questi temi Giulia Migneco, che è responsabile della comunicazione di Avviso Pubblico, benvenuta, e Rocco Sciarrone, professore presso il Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino. Li accogliamo con un applauso, siamo molto contenti di averli qui con noi. Prima di lasciare loro la parola per il nostro incontro, che si intitola La trappola perfetta, ricordo a tutti voi, come dicevo prima, che potete porre le vostre domande ai nostri relatori, oppure fare dei commenti attraverso i profili social, oppure potete utilizzare il numero dedicato scrivendo un WhatsApp al 370-318-6802. Quindi non mi resta che lasciare la parola a Giulia Migneco e Rocco Sciarrone e augurare a tutti voi un buon incontro. Buongiorno, innanzitutto grazie per questo invito graditissimo, questo evento importante. Buongiorno al pubblico collegato da remoto e soprattutto alle studentesse e agli studenti che ci seguono qui in presenza anche da remoto. Come è stato ricordato, io sono un sociologo, insegno sociologia delle mafie all'Università di Torino, mi occupo da moltissimo tempo di studiare, di fare ricerca sui gruppi mafiosi, sia nelle aree di insediamento tradizionale, quindi le aree di origine storica, zone della Sicilia, della Calabria, della Campania, sia i processi di espansione territoriale delle mafie in quelle che vengono chiamate aree non tradizionali, aree diverse da quelle di genesi storica, e mi occupo anche del tipo di attività in cui le mafie sono impegnate. Oggi vi parlerò del rapporto tra il gioco d'azzardo e le mafie. Il titolo che ho scelto di dare, che vedete in questa slide, è Il gioco d'azzardo, lo Stato e le mafie, perché va visto nell'interazione tra mafie, Stato e gioco d'azzardo. È un tema non facilissimo, ha delle complessità, dei tecnicismi, ha una legislazione molto complicata, ma io cercherò con voi di affrontarlo provando ad essere massimamente chiaro e soprattutto a sollevare le questioni più rilevanti, far capire uno degli aspetti più importanti del gioco d'azzardo di cui si parla poco, si parla molto poco e in genere se ne parla in modo fuorviante. Il rapporto, perché le mafie sono interessate al gioco d'azzardo, le mafie sono da sempre interessate al gioco d'azzardo e vi spiegherò perché. E perché questo
problema viene sistematicamente sottovalutato. Ho preparato delle slide, ma cercherò di illustrarvele in modo comprensibile. Il tema è complesso, però cercheremo di affrontarlo in modo chiaro, almeno questo è il mio obiettivo. Allora, come sapete, il gioco d'azzardo è da sempre, storicamente, un tema molto controverso. Il gioco d'azzardo è praticato da tempi storici lontani e anche in passato c'era un dibattito, no, tra chi era, diciamo, a favore di questa attività che può riguardare il tempo libero delle persone, ma chi invece la stigmatizzava fortemente, ritenendola illecita, immorale, con delle conseguenze molto negative. La cosa che dobbiamo tenere presente è che intorno al gioco d'azzardo c'è un giro di affari ingente. Questo è sempre accaduto, rapportato, diciamo, alle condizioni storiche, no, dei contesti, ma oggi, e lo vedremo in modo particolare per l'Italia, è molto importante. C'è un giro di affari importantissimo, ma come dicono gli studiosi, è un'attività che produce anche molte esternalità negative. Cosa significa esternalità negative? Produce degli effetti negativi sulla collettività, sulla società, di cui noi oggi vi parleremo, no? Il cosiddetto gioco patologico. Io vi parlerò degli aspetti invece che riguardano il mondo dell'illegalità e della criminalità, soprattutto di tipo mafioso. È un'attività in cui è molto difficile tenere insieme gli interessi pubblici e gli interessi privati, che come sapete è una questione complicata nelle nostre società, nell'economia, ma che nel gioco d'azzardo è incredibile. Qual è l'interesse da tutelare quando si parla di gioco d'azzardo? E se io ho parlato prima di ingente giro d'affari, chi è che ci guadagna davvero in questo tipo di attività? E poi un altro punto molto importante che riguarda il gioco d'azzardo è che da sempre questa attività ha un intreccio variabile tra sfera legale e sfera illegale. Il gioco d'azzardo, c'è il gioco d'azzardo illegale, che non è ufficializzato, consentito dalla legge, e c'è il gioco d'azzardo legale. Intorno a questa cosa vuol dire gioco d'azzardo legale e illegale, c'è tutto un dibattito molto importante e che riguarda il ruolo dello Stato. Lo Stato, qual è la posizione dello Stato, quindi delle istituzioni pubbliche, rispetto al gioco d'azzardo? Com'è che lo Stato vuole regolare, vuole regolamentare questo tipo di gioco d'azzardo? Come vedremo, uno dei problemi, e lo dico da studioso, è che lo Stato è ambivalente e in alcuni casi, mi permetto di dire, anche ambiguo su questa attività. Da un lato consente questa attività perché anche lo Stato ci guadagna. E voi direte come? Perché regolamentando il gioco d'azzardo è un'attività che viene tassata, c'è un prelievo fiscale e quindi ci sono delle entrate che vanno nelle casse dello Stato. Anche di questo dovremo parlare. Anche questo è stato un tema storicamente, no? Quando proprio diversi secoli fa si è pensato di ricavare dal gioco d'azzardo delle tasse che potessero essere utili per lo Stato, per le casse, diciamo, per i conti pubblici dello Stato. Gli studiosi parlano al riguardo di Stato bifronte. Da un lato lo consente per ottenere dei vantaggi fiscali, dall'altro invece lo impedisce per impedire le esternalità negative che citavo prima, no? Gli effetti, diciamo, negativi. Ci sono anche alcuni studiosi che parlano di Stato biscazziere, come
le bische, no? Lo Stato agirebbe come i gestori di bische. Adesso, per non farla troppo lunga con la storia, che comunque è affascinante, la storia del gioco d'azzardo, vediamo cosa è successo velocemente cosa è successo nel nostro paese, in Italia, negli ultimi 30 anni, che questo è un aspetto proprio fondamentale. Negli ultimi 30 anni nel nostro paese c'è stata un'esplosione senza precedenti del gioco d'azzardo, un incremento incredibile dell'offerta del gioco d'azzardo, dei tipi di gioco innanzitutto che vengono resi possibili e delle modalità di gioco. Se voi provate a chiedere ai vostri genitori il gioco d'azzardo di quando, di quando loro erano più giovani, vi diranno che nella loro età più giovanile in Italia erano possibili fondamentalmente 3 tipi di gioco. Il lotto, il totocalcio e le corse ippiche. Oggi è un'esplosione, è difficilissimo, poi forse Giulia potrà dirlo, è difficilissimo conteggiare quanti tipi di gioco sono possibili, regolamentati, e soprattutto quante varianti all'interno dello stesso tipo di gioco. C'è stata proprio una esplosione, una vera e propria, quella che gli studiosi chiamano liberalizzazione del gioco d'azzardo. Questo è un aspetto importante. Seguitemi, cosa si intende per liberalizzazione? Prima il gioco d'azzardo era fortemente regolamentato, era possibile, il gioco d'azzardo legale, era possibile ma in modalità molto più restrittive. Progressivamente il gioco d'azzardo invece è stato reso più libero, deregolamentato, liberalizzato, e questo ha creato un incremento del gioco d'azzardo incredibile. Il fatto, come dire, che si offre la possibilità di fare più giochi fa crescere, questa è una delle tesi, fa crescere la domanda di gioco e l'offerta che può favorire il consumo. È una cosa controversa, perché c'è chi dice invece che ci sarebbe una richiesta di consumo, come dire, agli italiani piace tantissimo giocare e quindi tanto vale permettere che lo facciano in modo regolamentato, ma questa è una delle tesi più controverse. Il dato certo è che c'è stata un'esplosione del gioco d'azzardo. Oggi il giro, l'ammontare delle giocate in Italia è una cifra spaventosa, guardate, di cui non c'è contezza. Io lo dico anche ai miei colleghi docenti universitari, dico, chi non si occupa di questo tema, dico, ma secondo te qual è l'ammontare del gioco d'azzardo? Nessuno arriva alla cifra registrata, perché se ne parla poco. Nel 2024, che è l'ultimo dato ufficiale, in Italia sono stati giocati 157 miliardi e mezzo, 157,4 miliardi di euro. Miliardi di euro, è una cifra incredibile, è una cosa veramente al di là, vale come 3 leggi finanziarie, è una cosa proprio incredibile. Di questo oltre 65 miliardi, non milioni, di euro sono stati giocati nel gioco fisico, materiale. Voi sapete la grande distinzione, questo la conoscete, non mi dilungo, tra il gioco che si fa dalle slot machine, grattavinci, eccetera, eccetera, e poi l'esplosione del gioco online, quello che si fa collegandosi in rete. Il gioco online negli ultimi anni ha superato quello fisico. Sono stati giocati 92 miliardi di euro, stiamo parlando del gioco lecito. Quindi quasi il 60% viene giocato online. Questa cifra riguarda il 7,2% del PIL nazionale. Il PIL è un indicatore che misura, è un acronimo che significa prodotto interno lordo, tradotto significa misura la ricchezza di un paese, di una nazione. Quindi 100 è la ricchezza di una
nazione, del prodotto di una nazione. Ebbene, quello che viene giocato nel nostro paese riguarda il 7% del PIL, è una cifra enorme. Badate, il 7% del PIL riguarda una percentuale superiore a quello che registra tutto il comparto del turismo in Italia ed è pari a quello che viene speso in Italia per il settore sanitario. Tutto il settore della sanità pubblica, gli ospedali, eccetera, eccetera, pesano per il 7%. Quindi gli italiani giocano soldi, investono soldi nel gioco d'azzardo facendo una spesa simile a quella che viene fatta dallo Stato per garantire la salute pubblica, tutto l'apparato sanitario, compresi gli ospedali. Quindi è una cifra davvero enorme, spaventosa, cioè veramente difficile da calcolare. Corrisponde al fatto che in un anno la media pro capite dei maggiorenni, quindi di chi ha un'età maggiore di 18 anni in su, gli italiani spendono, secondo l'ultima cifra, 3.137 euro l'anno. In media, ciascun italiano maggiorenne gioca 3.137 euro l'anno, una cifra spaventosa. Naturalmente è una media. Troviamo chi ne spende 30.000, chi per fortuna non ne spende, eccetera. Ma oltre 3.000 euro è davvero una cifra incredibile. Lo Stato italiano ricava da queste giocate più di 11 miliardi di euro. 11 miliardi vengono prelevate nelle casse dello Stato, che voi direte è una cifra importante, ma che non è proporzionale all'andamento della spesa. Cioè anche qui c'è un'anomalia, aumenta la spesa degli italiani in euro, lo Stato non aumenta il prelievo fiscale per una serie di ragioni tecniche su cui non mi dilungo, e poi lo Stato deve investire molte risorse per affrontare la dipendenza da gioco d'azzardo, di cui poi parleremo, ma anche per contrastare le organizzazioni mafiose. E sicuramente, anche se è difficile fare questo calcolo, le risorse che lo Stato deve investire per contrastare questi fenomeni sono di gran lunga superiore agli 11 miliardi che incassa. Quindi il prelievo fiscale non è davvero vantaggioso, dà un vantaggio immediato alle casse dello Stato, ma poi diciamo, complessivamente è negativo. Guardate che in molti casi lo Stato ha incrementato i tipi di gioco, la possibilità di giocare con motivazioni di tipo etico, di tipo collettivo. Le alluvioni, il terremoto in Abruzzo, come dire, facciamo una lotteria in più per ricavare il ricavato, così andiamo ad aiutare le popolazioni colpite, eccetera. No? E questo quando dicevo lo Stato bifronte. Vabbè, qui vi faccio vedere come è cresciuto nel corso del tempo. No? Vedete che c'è proprio c'è un incremento continuo. Anche questo ci dovrebbe far riflettere, un incremento continuo delle entrate, di quanto si gioca rispetto al gioco d'azzardo e anche rispetto al PIL. L'Italia è il quarto paese al mondo per giro d'affari, per giocate nel settore del gioco d'azzardo. Il quarto paese al mondo, dopo Stati Uniti, e Cina e Giappone. Il primo in Europa. Il primo in Europa. E anche questo ci dovrebbe fare riflettere. Un'altra cosa su cui voglio richiamare la vostra attenzione, che come sanno tutti gli addetti ai lavori, e come viene certificato in molte ricerche,
giocano di più i ceti economici deboli e svantaggiati. È un aspetto paradossale, che però su cui c'è una spiegazione. Sono i ceti più deboli e svantaggiati che giocano di più. E poi il gioco d'azzardo è registra un forte incremento nelle fasce di età più giovani e più anziane. Qui ho scritto la fascia giovanile, c'è questa divaricazione, anche questo è un aspetto interessante su cui non ho tempo per dilungarmi. La cosa però su cui voglio richiamare è che c'è una correlazione, come dicono gli studiosi, cioè il fenomeno aumenta il gioco d'azzardo con l'aumentare delle diseguaglianze economiche e sociali. Tanto si è più poveri, tanto più si gioca, e anche con le diseguaglianze territoriali. Nel nostro paese si gioca di più nelle regioni più povere, a partire da quelle del sud Italia. Nelle regioni più ricche, in genere, a livello aggregato, si gioca di meno. Anche questa è una cosa che dovrebbe fare riflettere. Vi dicevo che poi c'è una crescita esponenziale del gioco online, adesso non voglio prendere molto tempo, però è aumentato tantissimo negli ultimi anni. Pensate che in un anno sono più di 10 miliardi di euro i soldi che vengono ricaricati nei conti gioco, ma questo voi lo sapete che per giocare online ci sono questi conti gioco che vanno ricaricati. 10 miliardi è una cosa veramente incredibile, una cifra pazzesca. Questa è una cartina che mostra, là dove vedete le aree più scure, rosse, dove si gioca di più, e come vedete ci sono le regioni del sud, ci sono tra le prime dove si gioca di più le regioni di insediamento tradizionale delle mafie, di Cosa Nostra in Sicilia, dell''ndrangheta in Calabria e della camorra in Campania. Questo è un ordine dove si gioca di più rispetto al PIL. La regione in cui siamo, il Veneto, da questo punto di vista non è la più nella posizione più negativa. E adesso vi provo a porvi con voi alcune domande. La responsabilità del gioco d'azzardo è individuale o è sociale o è collettiva? Quando noi parliamo di gioco d'azzardo, voi sapete che quando si parla di gioco a livello pubblico, ci sono addirittura le pubblicità, si dice gioco responsabile. Ma cosa vuol dire gioco responsabile? Il problema, voi conoscete il problema, i problemi che pone il gioco d'azzardo, sono problemi degli individui, come spesso viene detto, come dire, ci sono dei soggetti fragili che cadono in una situazione di dipendenza, in una situazione patologica, o è un problema della collettività? Io da sociologo vi dico che la risposta è da dare sulla responsabilità sociale, è da dare sia per quanto riguarda le dipendenze, sia per quanto riguarda il problema delle mafie di cui io sono, come dire, è il tema che studio. Il mercato del gioco d'azzardo, anche questo è tecnico, ma ve lo spiego in parole, è un mercato protetto, non è un mercato libero, come vediamo, scusate se faccio questo esempio banale, no? Come la vendita di beni alimentari o di beni di consumo generale. È un mercato fortemente protetto dove chi può vendere gioco d'azzardo è un numero ristretto di venditori che vengono selezionati e sono protetti, tra virgolette, dalle regolamentazioni dello Stato. È quello che tecnicamente gli economisti chiamano mercato oligopolistico. Ci sono pochi, è un mercato in cui ci sono pochi venditori, pochi imprenditori, per come è regolamentato. Nel corso degli anni, come vi dicevo, il gioco d'azzardo è stato liberalizzato, no? Si è detto ma è inutile vietarlo, siamo contrari, avrete sentito questo termine, al proibizionismo, è inutile proibire delle attività che comunque sono
invece molto apprezzate, sarebbero molto apprezzate dagli italiani. Una cosa su cui richiamo la vostra attenzione, che quest'idea della liberalizzazione del gioco d'azzardo viene sostenuta a livello politico, a livello pubblico, da chi ha posizioni fortemente proibizionistiche rispetto ad altri mercati, quelli che nel dibattito pubblico vengono chiamati anche mercati del vizio, ad esempio la droga e la prostituzione. Allora, come dire, nel nostro paese si dice il mercato della droga e il mercato della prostituzione devono essere fortemente regolamentati perché sono mercati del vizio, il mercato del gioco d'azzardo invece può essere deregolamentato. Quindi questa, secondo me, fa vedere una contraddizione. Un'altra questione che c'è nella letteratura è quello che viene chiamata problema di cattura del regolatore. Anche qui ve lo spiego in modo semplice. Noi abbiamo lo Stato che dovrebbe regolare il gioco d'azzardo, ma chi diciamo, opera in questo mercato riesce non solo ad aggirare le regole dello Stato, ma a catturare il regolatore, come dire, a piegare queste regole a proprio vantaggio. E adesso vi farò vedere come. C'è una forte attività, avrete sentito voi parlare delle lobby, le lobbying, cosa sono? I gruppi di pressione. Intorno al gioco d'azzardo, proprio perché c'è un giro d'affari enorme, ci sono forti gruppi di pressione. Chi gestisce il gioco d'azzardo? Perché ricordatevi sempre la domanda di fondo che dovete tenere, su cui poi non... Chi è che ci guadagna? Quel giro d'affari, quei 157 miliardi, ma alla fine chi è che ci guadagna? Come già vi ho fatto intuire, non ci guadagna lo Stato. Se ci guadagna lo Stato vuol dire che ci guadagna la collettività. E allora chi è che ci guadagna? Quando si parla di regolamentare il gioco d'azzardo, ci sono molte retoriche nel dibattito pubblico, no? Cosa si dice? Ma è inutile regolamentare il gioco d'azzardo perché tanto è difficile, è un'attività che piace molto, gli italiani sono proprio portati per questo tipo di gioco, quindi le regole sono inutili e secondo altri sostenitori le regole sono dannose. E qui veniamo ad un punto molto importante per le mafie. Si dice se noi mettiamo delle regole molto stringenti, questo favorirebbe il gioco d'azzardo illegale. Ecco, l'altro tema su cui io voglio parlare con voi è introdurre il rapporto tra gioco d'azzardo legale e gioco d'azzardo illegale. Molti dicono che in Italia è stato liberalizzato il gioco d'azzardo legale in modo da ridurre il gioco d'azzardo illegale, che sarebbe quello che tipicamente veniva controllato in molti casi dalle mafie o da altri gruppi criminali. È proprio così? Un'altra domanda che vi pongo e su cui adesso cercherò di rispondere. È proprio così il gioco d'azzardo è... la deregolamentazione, la liberalizzazione ha creato, ha ridotto il gioco d'azzardo illegale. Quindi, come vedete, le questioni sono tantissime, noi ne affronteremo alcune. Il gioco d'azzardo provoca un incremento dei costi sanitari e sociali, dei servizi sanitari e sociali. C'è tutta una questione di dove va a finire questo enorme giro, questo enorme denaro che viene accumulato e come farlo e come regolamentare queste cose. Allora vediamo velocemente il ruolo della criminalità organizzata. Gli attori criminali, la criminalità è da sempre molto interessata al gioco d'azzardo perché, come vi dicevo, è molto lucroso, è possibile realizzare molti profitti. Qui ci sono alcune stime, però adesso non ho tempo, no, in cui si dice quale sarebbe quanto ricavano
le organizzazioni criminali che operano nel gioco d'azzardo, sono cifre enormi. Questi sono una stima prodotta da Libera, in cui ha cercato di censire i clan di mafia attivi nel gioco d'azzardo, sia nel gioco d'azzardo legale che illegale. Come vedete sono diffusi in tutte le regioni, in quasi tutte, con una maggiore presenza nelle regioni di insediamento tradizionale. La Campania con 40 clan attivi, la Calabria 39, 38 la Sicilia. C'è anche il Veneto che ha 3 clan. Anche molte aziende, voi sapete che c'è una legislazione antimafia che permette di confiscare le aziende coinvolte in attività illegali. Negli ultimi anni sono aumentate tantissime le aziende coinvolte nel gioco d'azzardo, in modo particolare aziende che riguardano la gestione di sale gioco e scommesse. Sono un incremento incredibile. E qui allora troviamo una dicotomia. C'è chi dice, e soprattutto le aziende che gestiscono il gioco d'azzardo, in cui si dice che il gioco legale è un'attività ordinaria, che fa parte del tempo libero degli italiani, un'attività di divertimento, che sarebbe quindi sbagliato impedirlo, regolamentarlo. C'è chi dice che il gioco d'azzardo legale è l'argine principale contro le mafie in Italia. Anche qui di nuovo è chi gestisce questo gioco, ma se noi andiamo a vedere la magistratura antimafia, qui vi riporto, ma non le leggo, alcune interviste che abbiamo fatto con una ricerca sociologica su questo tema, oppure l'opinione di magistrati che hanno fatto delle indagini su questo, ci dicono, la magistratura, gli investigatori dicono che il mercato del gioco d'azzardo è un mercato criminogeno, dove è facilissimo il giro di profitti della criminalità organizzata nel settore del gioco d'azzardo ha superato, secondo gli addetti ai lavori, i profitti che derivano dei traffici illeciti o si trovano allo stesso livello, sono lì, quindi una cifra ingentissima. È molto importante ed è molto importante perché coinvolge imprenditori di diversi settori. Qui c'è tutto come funziona il mercato legale del gioco, ma questo ve lo risparmio perché richiederebbe molto tempo per illustrarlo, però per farvi capire che è quella che gli economisti chiamano una filiera, come è organizzato questo mercato, che è molto complessa perché vedete che lì al centro c'è ADM, lo vedete quel quadratino? Quel quadratino significa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È un'agenzia dello Stato che di fatto regolamenta questo settore, dice come funziona ed offre e funziona fondamentalmente attraverso il sistema delle concessioni. Sapete cos'è il sistema delle concessioni? Ne avete sentito parlare? Le concessioni sono quelle che troviamo sulle autostrade, le autostrade a pagamento, no? Noi paghiamo delle aziende che sono dei concessionari, lo Stato ha dato la gestione di quel tratto di autostrada a dei concessionari che poi gestiscono quell'attività e chiedono una tariffa. La gestiscono bene, male, eccetera. Oppure sono le spiagge, i lidi, no? Dove chi ha la concessione da parte dello Stato poi la gestisce privatamente, ricava degli affari privati. Ecco, il mercato del gioco d'azzardo è così. C'è lo Stato che decide con alcuni dei criteri, alcune regole di fondo, ma poi di fatto delega di questo gioco. Allora, la criminalità è molto presente,
in alcuni, per quanto riguarda gli apparecchi di intrattenimento, le slot machine, per capirci, è presente nel gioco a distanza, sempre più, ed è presente anche nei cosiddetti totem, adesso quelli che si trovano dove si può lavorare, giocare in alcune. Questi sono tutti i diversi tipi di gioco in cui le mafie sono presenti, come quelli evidenziati in giallo sono i settori in cui sono più presenti. Le mafie sono presenti anche nei giochi tradizionali, anche se diventano anche, come dire, più residuali. Sono molto presenti per quanto riguarda le slot machine e sono molto presenti per quanto riguarda il gioco a distanza. Questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda i master. Anche qui è tutta una cosa complessa, perché molte di queste attività fanno capo anche ad alcuni paesi stranieri, anche dell'Unione Europea, che hanno una legislazione molto flessibile, molto aperta, che permette l'inserimento in questo tipo di attività. Quanto mi resta di tempo? L'abbiamo finito. Allora, cerchiamo di rispondere alle domande che vi facevo prima. È vero che la liberalizzazione del gioco d'azzardo, cioè il fatto che è stato incrementato il gioco d'azzardo legale, ha ridotto il gioco d'azzardo illecito, come dicono alcuni, perché prima le mafie, come dire, controllavano il gioco d'azzardo illecito, poi il gioco d'azzardo è stato legalizzato e dovrebbe aver ridotto quello illecito. Allora io qui vi risponderei che in parte questo è vero che nel tempo si è ridotto il gioco d'azzardo illecito, però questa è solo una verità parziale, perché la vera questione oggi e il vero allarme sociale è il fatto che le mafie sono sempre più presenti nel gioco d'azzardo lecito, cioè c'è stato uno spostamento delle mafie nel gioco d'azzardo lecito, che è diventato molto più proficuo, molto più remunerativo. Questa è una tendenza generale. Oggi il problema delle mafie, lo vediamo anche per altri tipi di attività, è che le mafie non dobbiamo immaginarle relegate nei mercati illegali. Le mafie nel nostro paese, anche a livello internazionale, sono sempre più presenti nell'economia legale. Questo anzi vale molto di più per quanto riguarda il gioco d'azzardo legale. Quindi sono aumentate le opportunità di gioco, ma sono aumentate anche le opportunità di infiltrazione e inserimento dei gruppi mafiosi all'interno del gioco d'azzardo. Quindi questa idea, no, della liberalizzazione che farebbe da argine contro le mafie è assolutamente negativa. Per le mafie il gioco d'azzardo è diventato uno dei canali più importanti per il riciclaggio, il modo attraverso cui diventa molto facile riciclare il denaro sporco e riescono ad ottenere tantissime, come dire, dei profitti notevoli, entrando in relazioni di collusione e contiguità con imprenditori e liberi professionisti. L'ultimo punto è proprio questa connessione che si crea. Nel gioco d'azzardo c'è quella che gli studiosi chiamano l'area grigia delle mafie. Le mafie entrano in rapporti di cooperazione e collusione con imprenditori, liberi professionisti e altri operatori. Quindi questo costituisce davvero un problema sempre più importante, che dovrebbe essere affrontato con una regolamentazione più efficace e soprattutto aumentando la trasparenza del settore. È un settore fortemente opaco anche per quanto riguarda i dati, e questo non può che favorire la presenza delle mafie che come dire, trovano il loro terreno d'essere, riescono a muoversi con facilità
proprio dove le regole sono opache e dove non c'è un confine netto tra lecito e illecito. Quindi questo sistema di gioco d'azzardo favorisce sicuramente le mafie. Grazie. Grazie al dottor Rocco Cerrone, poi avremo modo di farlo intervenire ancora perché ci sono già alcune domande che ci stanno arrivando dalle persone che ci seguono da remoto e poi sappiamo che probabilmente ci sarà anche qualche intervento dei ragazzi in sala, ma prima lasciamo la parola a Giulia Migneco per la sua parte di intervento. Grazie. Grazie. E allora buongiorno a tutti e a tutti, grazie innanzitutto all'ASL per aver deciso per il terzo o quarto anno di organizzare questa importante settimana di prevenzione su un tema che purtroppo ancora oggi è molto sottovalutato, come avete avuto modo di ascoltare dal professor Sciarrone, con cui ci conosciamo da tantissimo tempo perché da anni ci occupiamo appunto del tema dell'infiltrazione mafiosa sui territori, noi come associazione Avviso Pubblico più dal punto di vista degli enti locali, lui come sociologo e come professore universitario. Ci siamo ritrovati negli ultimi anni a dedicare parte del nostro tempo al tema del gioco d'azzardo proprio perché appunto lo stato biscazziere di cui il professor Sciarrone mi ha parlato ha portato ad allargare il settore, a fare in modo che le mafie avessero molti più spazi per entrare all'interno di questi settori, per cui come associazione, come comuni abbiamo dovuto in qualche modo far sì che potessimo supportare i nostri enti soci, i nostri territori, per capire come si potesse in qualche modo tutelare la cittadinanza, la popolazione da questa dipendenza. Quando noi eravamo ragazzi come voi non c'era questo, come appunto il professor Sciarrone ha avuto modo anche di raccontarvi, non c'era questa offerta, per cui noi, chi gli piaceva giocare, io avevo diversi amici che facevano delle scommesse sportive ogni tanto, che andavano a giocare al bingo, però non c'era questa opportunità di gioco. Voi vi ritrovate in un mondo in cui siete immersi dal gioco e dovete in qualche modo riuscire a difendervi. È questa la grande difficoltà di oggi, perché ovunque siete, ma soprattutto con i cellulari che tutti abbiamo costantemente in mano, abbiamo l'opportunità di giocare in maniera continua, costante. E prima di iniziare a un po' raccontarvi alcuni dati, ma che voi sicuramente conoscete a volte meglio di noi, mi piace sottolineare sempre come per legge il gioco d'azzardo nel nostro paese sia ancora vietato. Non è vietato a voi minori, ma è vietato per legge, salvo le famose deroghe dello Stato che hanno permesso di anno in anno di inserire nuove opportunità di gioco. È questa la follia sulla quale dobbiamo in qualche modo interrogarci. Come può essere che un fenomeno vietato per legge oggi abbia quei numeri di cui parlava il professor Sciarrone prima? Come siamo arrivati a tutto questo? E come possiamo tutelarci da tutto questo? Perché oggi ci ritroviamo talmente immersi in questa situazione che facciamo anche fatica davvero a non farci venire ogni tanto la tentazione di giocare. Ma giocare ogni tanto non è un problema, naturalmente. Il problema sono tutti quei meccanismi che ci sono dietro a tutti i giochi d'azzardo immessi nel nostro paese che poi provocano quella dipendenza. Noi dobbiamo sempre pensare che chi studia quei giochi lo fa proprio per farci in qualche modo continuare a giocare. Questo ricordiamocelo sempre, qualsiasi gioco facciamo, dalle slot machine, ai gratta e vinci, alle scommesse sportive, ai casino online, dietro quei meccanismi, dietro a tutti quei sistemi per cui spesso pensiamo che stiamo vincendo, c'è proprio quel sistema lì
della ricompensa, della falsa vincita, della piccola vincita, della grande vincita che poi spesso porta, come ci raccontano gli esperti, alla dipendenza da gioco. E secondo me una cosa sulla quale poco ci interroghiamo quando giochiamo è quello, cioè il non pensare a tutti quei meccanismi che gli esperti che creano quei giochi mettono in atto e che poi ci fanno cadere nella famosa trappola. E non c'è nessuno che è immune da tutto questo, non lo siamo noi perché ne parliamo, perché siamo esperti. Vi dico solo che quando io con il mio collega Claudio Forleo nel 2019, la prima edizione, 2017 la prima edizione, abbiamo scritto un libro che si chiamava Lose for Life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo. Parliamo di 10 anni fa praticamente. Ci siamo ritrovati a provare anche a sperimentare dei giochi e noi stessi eravamo i primi a renderci conto, uscendo da una sala scommesse, da una sala slot, di quanto fosse il desiderio così, di quanto ci rimanesse quel desiderio di continuare a giocare. Era incredibile, poi noi ci confrontavamo dopo aver passato quella mezz'oretta all'interno della sala slot, uscivamo da lì e entrambi avevamo la sensazione di dire, cioè la tentazione di ritornare lì e ancora mettere quell'euro. Beh, allora è questo sul quale ci dobbiamo interrogare, perché è proprio quel sistema che poi ci intrappola e ci fa cadere in quella dipendenza. E purtroppo diciamo, i videogiochi, che è un mondo dal quale diciamo, alla vostra età spesso ci capita di, anche noi, almeno io giocavo molto a Tetris, c'erano altri videogiochi, a Super Mario, però anche i videogiochi di oggi purtroppo hanno inserito tutti quei meccanismi che sono tipici del gioco d'azzardo. E quindi spesso voi vi abituate a questo. È talmente abituale spendere magari €1 per comprare quella loot box che poi quel meccanismo lì diventa talmente un'abitudine che viene normale giocare, scommettere, tentare la fortuna. E quel tentare la fortuna poi spesso si fa fatica a controllarlo, perché si pensa che sia facile poter vincere e quindi si entra in quei meccanismi dei quali poi sicuramente durante questa settimana hanno parlato diversi esperti. Se io vi chiedessi, mi piacerebbe almeno chi è in sala che in qualche modo alzasse la mano a questa domanda: quanti adolescenti hanno provato a giocare d'azzardo almeno una volta? Cioè quanti della vostra età hanno provato almeno a giocare d'azzardo una volta? Se vi facessi questa domanda, potete alzare la mano chi ha provato almeno una volta a fare qualcosa, una scommessa, un gratta e vinci, una slot, una... Ok, quindi in sala abbiamo una media, diciamo, una quarantina di mani alzate, su per giù, se vedo bene. Su un centinaio, 120 ragazzi, sarebbe il 30%. Se noi guardiamo quello che ci riporta l'Istituto Superiore di Sanità su questo dato qui, risulta che nel 2024 in Italia il 62% degli studenti e studentesse riferisce di aver giocato d'azzardo almeno una volta, quindi leggermente di più rispetto alla media qui in sala, il 57% nell'ultimo anno. E come cresce appunto il dato preoccupante è quello che riguarda i ragazzi che giocano in maniera problematica, ovvero che iniziano a giocare tutti i giorni per molte ore del loro tempo, spendendo diversi soldi e anche diverse ore del loro tempo. E in Italia sono 90.000, ovvero il 4% della fascia d'età tra i 14 e i 17 anni, della vostra fascia d'età. Numeri che aumentano per i ragazzi con fragilità che cadono nel vortice dell'azzardo dal 2018 al 2024 sono raddoppiati, passando dal 3,2% al 6%. Questo è un dato in linea anche con quanto diceva il professor Sciarrone prima. Chi tenta la fortuna spesso? Chi è più fragile? Chi è più povero? Chi ha meno possibilità? Perché si pensa che attraverso quella possibilità, quell'opportunità di vincita, si riesca un po' a risolvere la propria situazione economica. E invece è proprio lì che spesso cadiamo in quella famosa trappola.
Ed è lì che dobbiamo provare a stare attenti quando appunto, perché la vincita a volte arriva, se no sarebbe assurdo che così tante persone continuassero a giocare, se non c'è nessuno mai che vince. Il problema è che quella vincita poi spesso ci porta a spendere quei soldi, a rispenderli e a continuare a giocare. Quali sono le esche, diciamo, che utilizzano coloro che appunto strutturano questi giochi d'azzardo, soprattutto nel mondo giovanile, che sta crescendo sempre di più la diffusione di gioco all'interno delle fasce più giovani? Parliamo di ragazzi e ragazze che iniziano a giocare tra i 7, gli 8 e i 9 anni. E quindi che arrivano alla vostra età che sono già super esperti. Noi ne abbiamo purtroppo incontrati e conosciuti parecchi, perché i videogiochi, le loot box, le scommesse sportive online, i gratta e vinci, noi abbiamo 70 tipologie di gratta e vinci, addirittura online fanno anche, simulano anche il rumore della grattata, quindi ci danno pure la sensazione che stiamo veramente grattando e che stiamo vincendo, e spesso il gratta e vinci ci fa vincere quella somma che è la spesa che noi abbiamo appena fatto per acquistare quel gratta e vinci, che automaticamente ci fa rispendere quello che abbiamo appena vinto in un altro gratta e vinci. Questi automatismi che si creano e che li hanno la maggior parte delle persone sono studiati, sono pensati, sono fatti appositamente per creare quello. E 15,5 milioni di persone hanno giocato ai videogiochi nel 2021. Quindi una persona su 4, il 35% della popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni. Questi sono i 20 videogiochi più venduti nel 2021. Io credo che gran parte di voi li conoscono, mi date un feedback istantaneo, li conoscete questi giochi? Sì, sì. FIFA 22, FIFA 21, Minecraft, Assassin's Creed, ce n'è diversi che sono diventati famosissimi. Le loot box. Chi di voi ha acquistato almeno una volta una loot box in sala? Così pochi? C'è qualcuno, però appunto mi sembra una media bassa. Le loot box sono quelle scatole vuote che troviamo all'interno dei videogiochi per cui noi acquistiamo una cosa che non sappiamo neanche di cosa si tratta. Quindi a scatola vuota, chi ha acquistato almeno una volta nella vita una loot box? Sono aumentati, vedi che non ho sono un capito po' che cosa aumentati. fosse. Sì. Però appunto diciamo non sapevano che si chiamasse così, ma l'hanno fatto. Ah, ok. E questi meccanismi qui sono stati coloro che creano i videogiochi, spesso sono anche coloro che creano i giochi d'azzardo. Questi meccanismi che cosa ci vogliono trasmettere in qualche modo? Ci portano a spendere soldi, quello è l'obiettivo. Lo 0,99 di una loot box, armati che così sconfiggi il mostro che avrai a livello 2, al posto di cercare di avere più competenze, più abilità, più capacità per farlo, e quindi attraverso un acquisto facile che ti permette di avanzare, quel meccanismo, quell'automatismo crea un meccanismo che poi ti porta, diciamo, a spendere soldi in videogiochi, in giochi d'azzardo in maniera semplice, automatica, senza pensarci. Ed è quello un po' che si è creato nel nostro paese, se no non avremmo quel numero di dipendenti di gioco che ci dicono i SERD, che sono comunque una minoranza rispetto al numero di dipendenti da gioco d'azzardo che abbiamo nel nostro paese. E perché ci appassionano così tanto i videogiochi? Perché è normale che sia così, perché intanto il gioco di natura ci appassiona e quindi i videogiochi ci portano a farci un po' svagare da quella che è la quotidianità, sono coinvolgenti, sono gratificanti, ci danno la possibilità di avere esperienze collettive, spesso ormai si gioca anche collegati con altri compagni come voi, si sviluppano dei desideri, quello di appunto essere più abili, di migliorare, però tutto questo appunto non ci fa riflettere su quanto poi stiamo spendendo parte del nostro tempo, del nostro denaro in qualcosa che ci può creare una dipendenza.
e spesso non la riconosciamo neanche come dipendenza perché istintivamente ci viene da pensare che smetto quando voglio. Questa è la frase tipica che moltissimi giocatori d'azzardo con cui abbiamo parlato ci hanno riferito, che il loro pensiero era: ma sì, io so che in questo momento sto spendendo troppi soldi, troppo tempo in questo, ma comunque smetto quando voglio, è semplicemente un vizio come tanti hanno altri vizi, io ho questo e quando vorrò smetterò. Il problema è che, come tutti sappiamo, chi purtroppo cade in una dipendenza, lo smetto quando voglio, è veramente complicato. Quindi noi dobbiamo provare a non arrivare a quel punto lì, perché poi smettere diventa veramente difficile. E le storie sono tante, non pensiamo che sono lontane da noi, che non ci appartengono, perché purtroppo è veramente facile, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi. Considerate che recentemente, non so se avete letto articoli di giornali la scorsa settimana, ma su Polymarket, che è un sito in cui si comprano e vendono diverse cose, addirittura ormai si scommette sulla guerra. C'era una scommessa su l'Iran verrà attaccato. Qualcuno conosce Polymarket qua in sala? No. Pensate, il giorno prima che ci fosse l'attacco, in quel sito di scommesse tantissime persone avevano scommesso sul fatto che sarebbe stato attaccato. E allora tutto questo, poi lo sappiamo bene, ormai si può scommettere su tutto, si scommette su cose che non esistono. Io la trovo una cosa folle obiettivamente che la gente scommette su un qualcosa di non reale, però è un'abitudine, una volta che tu ti abitui a farlo per te è normale che sia così. Quindi scommetto su corse di cavalli che non esistono, su corse di cani, su partite giocate che non sono reali e addirittura su una guerra. Attaccheranno, non attaccheranno, quanti droni verranno colpiti? E su questo bisogna un attimo prestare un po' più attenzione, perché tutto questo ci arriva, quindi siamo noi in questo momento storico che dobbiamo tutelarci. Prima era più facile non cadere in questa trappola, era molto più facile per noi non cadere in questa trappola. Gli studiosi ci dicono che spesso dal gaming, quindi dai videogiochi, si passa al gambling, alla gamblification e quindi diciamo appunto bisogna stare attenti. E il boom dell'online, il professor Sciarrone prima ci faceva vedere il dato 2024, ci faceva vedere come negli ultimi anni ci sia stata un'esponenziale crescita del gioco online a discapito del gioco fisico. Infatti soltanto dal 2022 in poi, dopo diciamo, la pandemia, c'è stata proprio un'inversione di tendenza, un po' creata anche dalla pandemia stessa, ma era comunque un'espansione che sarebbe comunque arrivata, dovuta un po' al mondo digitale in cui viviamo. Cosa comporta questo? Ancora più difficoltà di tutela, perché avere accesso H24 a tutti i dispositivi e quindi poter attraverso i nostri dispositivi, iPad, smartphone, computer, giocare online, ci permette di poterlo fare sempre, quindi di chiuderci nella nostra bella cameretta senza che nessuno ci guarda e di spendere tanti soldi, tanto tempo, tante ore a far questo. Quindi diventa sempre più difficile provare a controllarsi. La cosa che ci insegnano, diciamo, chi si occupa di questa dipendenza è, quando ci si rende conto che c'è qualcosa che non va, che stiamo occupando troppo tempo e spendendo troppi soldi in quello, di darci un attimo dei confini, darci dei limiti di budget, darci dei limiti di tempo, in modo che questo un attimo ci faccia anche ragionare: ah, è un'ora che sto giocando a questo, aspetta, un'ora è tanto, basta, mi devo fermare. Facile a dirsi, molto più difficile poi nei fatti a fermarsi realmente. Occhio anche alla pubblicità. C'era il numero di giocatori attivi, di conti di gioco attivi, che è impressionante, lo riportava anche il professor Sciarrone nelle sue slide. 17 milioni di conti gioco è un numero incredibile, cioè noi siamo 60 milioni gli italiani, 17 milioni sono quasi, vuol dire che 1 su 3 ha praticamente un conto di gioco aperto. È ovvio che tanti ne hanno molti di più, però è un dato incredibile.
pensate quanta gente gioca, quanti soldi veramente vengono spesi. E la pubblicità, quanto è ingannevole, cioè in realtà dal 2018 non si potrebbe più fare pubblicità sul gioco d'azzardo. Voi vi siete resi conto di questo? È veramente scomparsa la pubblicità sul gioco? Trovano tutti i modi in maniera molto più subdola rispetto al prima, che era il ti piace vincere facile, che era proprio un po' buttato lì anche, no? In maniera, cioè quel messaggio che ci entrava proprio in testa e che ci faceva immaginare veramente che fosse facile vincere. Adesso lo fanno in maniera molto più subdola, però il messaggio alla fine è sempre lo stesso. Gioca, scommetti, svagati, prova. Non temere, cioè può solo andarti bene, prima o poi vincerai e prima o poi cambierai la vita in questo modo. Ecco, non ci facciamo ingannare da questa illusione, che sarebbe molto bello, ragazzi, perché sarebbe molto bello che tutti noi andassimo a fare una bella scommessa, avessimo una grandissima vincita e potremmo così vivere la nostra vita felici senza poter pensare di dover studiare, impegnarci, lavorare, faticare, sudare per avere quello stipendio mensile. Purtroppo è molto difficile che si riesca, se non impossibile per quanto mi riguarda. Quando ci dovremmo rendere conto che ci sono dei campanelli d'allarme? Su questo non mi dilungo, però credo sia importante che ognuno di noi si rendi conto quando stiamo andando un po' oltre, quindi quando il nostro cervello inizia a pensare sempre al gioco, al voler recuperare le perdite. Questa è la cosa più sbagliata che dobbiamo pensare, cioè non recupereremo mai quelle perdite, anzi probabilmente aumenteremo le perdite che abbiamo già avuto. E nascondere quanto si gioca, questo è un altro campanello di allarme. Chiedere soldi. Io avevo un coinquilino che poi è colui che un po' mi ha fatto anche appassionare a questo mondo che, insomma, che poi purtroppo è diventato dipendente dal gioco d'azzardo e si è adesso curato, per fortuna è riuscito a tirarsene fuori, però era arrivato al punto che tutti i soldi che lui guadagnava, era un videomaker, li spendeva in gioco d'azzardo e quindi il suo stipendio veniva completamente perso in questo modo, in pochissime settimane, non riusciva neanche ad arrivare alla fine del mese. Non è un caso unico, ce n'è tantissimi così, perché è proprio appunto, purtroppo è veramente facile, quello che provo spesso a dire e che provo spesso a ricordare. I possibili effetti poi sono i debiti, lo stress e l'ansia, i litigi in famiglia, i problemi a scuola, ma a volte si finisce, anche questi non sono pochi casi, di gente che decide di togliersi la vita perché non riesce a trovare una via d'uscita a tutto questo. Qual è la vera vittoria? Sapere quando fermarsi. Quindi proviamo sempre ad aver chiaro di non inseguire le perdite, non giocare per guadagnare, ma giocare se vi piace farlo ogni tanto per divertirsi e soprattutto, e qui diciamo siete nel luogo che poi ha promosso questa settimana importantissima di cui forse oggi non vi rendete conto, ma fare incontri come questi di prevenzione, di sensibilizzazione su questo tema sono fondamentali per un attimo riflettere di più su quello che poi magari è diventata per alcuni di voi un'abitudine alla quale si presta poca attenzione su quello che poi può essere l'effetto finale. Quindi se ci rendiamo conto che qualcosa appunto sta un po' cambiando le nostre abitudini, proviamo anche a chiedere aiuto a chi di questo si occupa e vi può veramente aiutare a tirarvi fuori da questa dipendenza. E poi appunto ricordarci sempre che il gioco deve restare un gioco. Noi come Avviso Pubblico, che vi invito a seguirci anche sui nostri canali social, su Instagram, su Facebook, sul sito, da più di 10 anni ci siamo iniziati a occupare di questo tema, più nell'ambito della
come vi dicevo prima, dell'aiutare e supportare i nostri enti locali nel capire come prevenire sui territori la dipendenza da gioco, devo dirvi con molta onestà che negli anni, al posto di vincere tante battaglie, ne abbiamo perse. Inizialmente sembrava, c'era una prima fase in cui appunto, prima di arrivare al decreto dignità, che è quello che poi ha portato all'abolizione della pubblicità da gioco d'azzardo, ci rendevamo conto che il Paese stesse iniziando a cambiare atteggiamento su questo, e questo era anche un atteggiamento che veniva da una politica che aveva iniziato a prestare più attenzione a quella che era appunto una dipendenza, che al posto di guardare soltanto le entrate fiscali di cui si parlava bene prima, aveva iniziato anche a guardare a quelli che erano i costi sociali e sanitari, e quindi, diciamo, provando a bilanciare questo, aveva iniziato a tutelare i territori, dando l'opportunità ai comuni di limitare il gioco d'azzardo sui territori attraverso ordinanze, attraverso regolamenti che proibivano, comunque davano la possibilità di scegliere quante ore aprire, quante ore chiudere, e quindi si era iniziato veramente ad avere anche dei risultati. Penso alla Regione Piemonte, che aveva fatto una legge regionale incredibile, per cui si erano visti veramente i risultati sul territorio, erano diminuiti il numero proprio di giocatori, il numero di soldi spesi in giochi di azzardo. Devo dirvi che negli ultimi 5-6 anni c'è stata un'ulteriore inversione di tendenza su questo. La politica ha ricominciato invece a guardare più a quelle che sono le entrate fiscali, e questo è veramente un dramma, perché quelle entrate appunto poi sono tutti soldi che noi rimettiamo in costi sociali e sanitari, e soprattutto poi portano sempre di più ad allargare invece il numero delle persone che giocano. Come avviso pubblico continuiamo, non molliamo a fare questa battaglia, però gli ultimi cambiamenti legislativi, e anche quello, non so se ne avete sentito parlare, della compartecipazione al gettito degli enti locali, che è quello che si vuole proporre sui territori. In poche parole, diciamo in parole più semplici, vuol dire che il vostro comune, il comune di Padova, se entrerà in vigore questa legge, potrà avere l'opportunità di ricevere dei soldi per tutte le persone che sul suo territorio giocheranno d'azzardo. È ovvio che se ci pensiamo bene, questo meccanismo non farà altro che creare una dipendenza dello Stato da questo sistema, e quindi a sua volta le ricadute degli enti locali, perché anche gli enti locali saranno dipendenti da questo sistema, perché gli enti locali hanno sempre bisogno di soldi, i comuni hanno sempre bisogno di soldi, ricordiamocelo, e questo in qualche modo comporterà per loro un'entrata, e quindi dalla quale poi faranno fatica a tirarsi fuori. È molto complesso, quindi non so se per voi è facile da capire quello che vi sto provando a dire, però il tutto è sempre per provare ad aver chiaro quello che è un atteggiamento che sta cambiando, e dal quale, visto che non è lo Stato che ci tutela, dobbiamo provare a essere noi a tutelarci in primis. Poi per fortuna sui territori ci sono le strutture sanitarie che se ne occupano, ci sono diverse associazioni che si sono prese a cuore il problema e per cui ci supportano, però ecco, c'è un'inversione veramente di tendenza negli ultimi anni anche da parte dello Stato, che continua ad avere un po' quell'atteggiamento più biscazziere che di uno Stato di tutela. E come avviso pubblico, oltre a occuparcene appunto attraverso i nostri canali, i nostri canali social e sito, abbiamo proprio voluto dedicare un sito a questo fenomeno. Si chiama Se questo è un gioco, lo abbiamo immaginato più per ragazzi della vostra età, perché ci siamo resi conto di quanto gli influencer, gli streamer, gli youtuber in questo momento riescono ad attrarvi, a trovare il modo, il linguaggio giusto per attirare la vostra attenzione e farvi pensare che giocare sia una delle cose più, appunto quello che dicevo prima, no? Più semplici, anche che può portare a delle belle ricompense. Dall'altra parte noi abbiamo cercato di creare un sito, ma soprattutto dei canali a lui legati, Instagram e Facebook, che in qualche modo vi racconti quello che è un po' l'altra parte di questa medaglia, e quindi come loro provano ad addescarvi.
non per farvi la paternale, ma semplicemente per darvi delle informazioni che a volte non sono così visibili. Penso anche ai siti illegali. Nessuno di noi spesso si interroga quando giochiamo in siti online se un sito legale o illegale, perché proprio non scatta la domanda, non ce lo chiediamo. Poi magari anni fa sono venute fuori alcune inchieste di giocatori di calcio che hanno giocato in siti illegali, allora da lì se ne è iniziato a parlare. Ma quando lo facciamo però non abbiamo in mente quello. Eppure sarebbe importante controllare se almeno dove noi spendiamo i soldi è un sito o meno legale o illegale. Ma e voi magari penserete, vabbè, ma ce ne saranno pochi. No, ce n'è tantissimi di siti illegali, perché ogni volta che ne chiudono uno ne aprono tantissimi altri. Sono veramente migliaia ogni volta quelli che la Guardia di Finanza è costretta a chiudere, ma allo stesso tempo così velocemente se ne aprono tantissimi altri. Quindi provare a chiederci alcune cose è importante per capire almeno anche i nostri soldi poi nelle mani di chi vanno, no? Oltre a questo sito, queste pagine che vi invito a visitare, tra pochissimo uscirà questo libro che si intitola Non ti azzardare, conoscere l'azzardo per non cadere nella trappola. Non sarà di questo formato mini, ma sarà un po' più grande, questa era solo una prova. E anche questo è pensato un po' per i ragazzi della vostra età, anche questo con Giulia Di Girolamo, che è una ragazza con cui era un'ex amministratrice locale, con cui da tempo come Avviso Pubblico abbiamo collaborato, abbiamo deciso di dedicare proprio un libro che fosse anche questo più vicino al vostro linguaggio. Uscirà nel prossimo mese, quindi se avete voglia e tempo di approfondire il tema sarà un altro prodotto che potrebbe essere utile. Inoltre abbiamo fatto 2 podcast che magari sono più vicini anche al vostro modo di usufruire le informazioni, che trovate sempre all'interno del sito Se questo è un gioco, e a breve arriverà un docufilm, anzi una docuserie, dove vogliamo provare a raccontare quello che in questa settimana della prevenzione sul tema dell'azzardo qui a Padova si prova a fare. Cioè, visto che è un fenomeno talmente complesso come credo avete percepito in questa oretta, vogliamo provare a dedicare a ogni tema, diciamo, una puntata in modo da provare a approfondire sempre di più alcuni aspetti e cercare di informare, di dare quante più informazioni possibili a voi e a tutti i cittadini per almeno provare ad alzare di più le antenne e sapere un attimo da cosa doverci tutelare quando ci troviamo a giocare d'azzardo. E grazie. Allora, grazie a Giulia Migneco. Nel frattempo sono arrivate molte domande dalle persone che ci seguono da remoto e poi, ripeto, forse avremo l'occasione anche di sentire la voce delle persone in sala anche per qualche commento, per sentire... Come? Speriamo? Speriamo, sì, anche non necessariamente domande, ma anche sapere da voi che effetto vi ha fatto ricevere queste informazioni. Abbiamo Alberto, che è uno studente, che ci scrive, lei ha parlato delle loot box in giochi come FIFA o Minecraft, paragonandole al gioco d'azzardo, ma per noi ragazzi comprare un pacchetto su FIFA è solo un modo per avere la squadra più forte e competere con gli amici. Come facciamo a capire quando un semplice videogioco si trasforma in una trappola d'azzardo? Qual è il campanello d'allarme? In realtà questo tema l'ha già toccato, ma se possiamo tornare un attimo su questo aspetto, sì. Cioè come fa una persona a rendersi conto, soprattutto se è molto giovane? Allora, in tutti questi videogiochi appunto abbiamo questi meccanismi che ovviamente quello non è già gioco d'azzardo. Il problema è quanto quello poi ci abitua a spendere soldi e quindi poi in automatico quando ci ritroviamo magari a giocare in altri giochi che non sono i videogiochi ci porta a non prestare attenzione, che è sempre quello secondo me la cosa importante. Ci può stare, io la trovo un po' assurda che noi compriamo diciamo attraverso le loot box strumenti, forza, competenze per avere la squadra più forte, perché quando noi eravamo ragazzi diciamo che ci si doveva allenare anche con i videogiochi per superare quel livello se lo si voleva superare. Quindi mi porta sempre a pensare che questo meccanismo
ci porta un po' ad arrivare all'idea che tutto sia, che basta spendere dei soldi per raggiungere un obiettivo. E secondo me un po' è da attenzionare questa cosa. Detto questo, ovviamente non è l'1,99 € che spendiamo per avere la squadra più forte che crea la dipendenza da gioco d'azzardo, ma quel meccanismo lì, quell'abitudine a farlo può più avanti appunto in qualche modo continuare a non farci prestare la giusta attenzione ai soldi che vengono spesi in giochi d'azzardo. Quindi cosa fare? Secondo me anche lì provare a darsi dei limiti, cioè voglio proprio spendere queste 5 euro al mese per raggiungere gli obiettivi nel mio videogioco preferito? Ok, proviamo a far sì che quella cifra non venga superata. O quelle ore che dedico a quel gioco, perché anche il tempo secondo me speso nei giochi non è che non è giusto o è sbagliato farlo, però se diventa poi eccessivo nell'arco di una giornata, beh, qualcosa dovremmo un attimo attenzionarla, cioè quelle ore, quel numero di ore dovremmo un attimo attenzionarle un po' di più. È una domanda sempre da una studentessa, si chiama Martina, questa volta per il professor Sciarrone, che si riallaccia a quella cosa che lei ha detto prima, cioè è una responsabilità individuale, mi devo autoregolare, devo controllarmi, mettermi dei limiti, o è una responsabilità collettiva? La domanda di Martina è: avete detto che il gioco d'azzardo è vietato ai minori, eppure i dati dicono che una percentuale molto alta dei nostri studenti ha giocato almeno una volta, l'abbiamo visto anche in sala prima. Se è illegale per noi, com'è possibile che sia così facile accedere alle scommesse online, comprare un grattavinci, eccetera? Di chi è la colpa se i controlli non funzionano e perché gli adulti che sono al potere, quelli che possono difenderci, non lo fanno? Cioè, come funziona anche sociologicamente questa responsabilità collettiva che non si attiva? È una bella domanda che già, come dire, presuppone anche una critica, una risposta. In realtà, cioè, la questione è proprio quella che pone Martina, e il regolatore, in ultima istanza lo Stato, non se ne fa carico. Il vero problema è, come dicevo, chi è che guadagna, chi è che ci perde. C'è una perdita diffusa per la collettività che colpisce, come abbiamo detto, come ci dicono le statistiche, i ceti più deboli e più svantaggiati. C'è un modo di intendere la problematicità, quando non viene negata, si assume la problematicità del gioco come un problema di singoli individui, ma in realtà, ripeto, l'abbiamo visto, il problema è della collettività e quindi bisognerebbe farsene carico. Siamo in un ambito in cui ci sono moltissime contraddizioni. Le cose che diceva prima Giulia, in estrema sintesi, quando nel nostro paese la crescita esponenziale del gioco d'azzardo produce una serie di conseguenze negative, no? Queste esternalità negative, anche in termini di gioco patologico, e così sono gli enti locali, no? Lo ricordava Giulia, che intervengono, sono le regioni che intervengono, ma le regioni intervengono no? in modo altalenante, mettendo delle regolamentazioni, assumendo il gioco d'azzardo come un problema di salute pubblica. Possono intervenire perché sono le regioni che nel nostro ordinamento si fanno carico e hanno come dire, la responsabilità della salute pubblica della cosa. Quindi inizia, noi abbiamo oggi diverse legislazioni regionali, no? Lo ricordava, cioè la cosa paradossale che c'è questa legge opaca dove come dire, il gioco d'azzardo è, come ricordava Giulia, vietato salvo deroghe e eccezioni. Tutte le regioni hanno una legislazione propria che si differenzia. C'è stata una fase, si ricordava, il Piemonte per esempio aveva fatto una legge che cercava di tutelare molto i consumatori. Non la chiamerei restrittiva, perché non si tratta di proibire in assoluto, ma di tutelare i
i giocatori, che poi al cambio di maggioranza politica è stata cambiata ed è diventata di nuovo invece come dire, molto più lasca. I divieti, i vincoli sono stati cambiati, quindi ci sono forti interessi in gioco, no? Per tornare alla domanda, è che gli interessi in gioco sono fortissimi, c'è l'interesse dello Stato centrale a recuperare delle entrate, ma secondo me c'è l'interesse di attori economici che guadagnano tantissimo da questa, gran parte dei concessionari sono quotati in borsa, sono così, e la logica dell'azzardo, la logica del pensare, no? In modo così penetra in diverse cose. A me c'è una nota trasmissione televisiva che è quella dei pacchi, non so come si chiama. E ve lo dico questo perché ho visto i miei genitori, sono molto anziani, sono molto appassionati, come dire, sono proprio dipendenti da questa. Io guardo poco la televisione, mi è capitato di andare a trovarli e ho cercato di capire perché hanno questa, per loro è fondamentale, una cosa in quella durata di quella trasmissione, e perché la logica del gioco d'azzardo è una trasmissione che se non ci si cala così dentro è anche molto incomprensibile, perché non c'è nessuna abilità nelle vincite, no? Perché, come dire, è un gioco su cui però si innescano, perché i miei genitori parlano tra di loro, no? Come vince questo, però è un modo come dire, una falsa competizione, mi verrebbe da dire anche un falso gioco. Quindi c'è una responsabilità. Io come sociologo non posso che mettere in primo luogo la responsabilità sociale della collettività, guardare il problema strutturale che va affrontato in questi termini, come problema di salute pubblica e non come problema di singoli individui. Un'altra domanda che rivolgo ad entrambi, chiedendo una battuta veloce in risposta, è: ma questa percentuale della criminalità organizzata che si riappropria anche della fetta legale, perché non viene contrastata? Cioè lo Stato non se ne accorge, non ci sono i dispositivi, ci sono degli interessi, cosa succede? Rispondo io? Sì, in una battuta così allora, lo facciamo entrambi. Sì, allora com'è che non... Allora, le indagini sul gioco d'azzardo, partiamo da queste cose, sono tra le più difficili. In tutte le indagini che emergono, anche da parte delle forze dell'ordine e della magistratura antimafia, emergono da indagini partite per altri reati. È molto difficile individuare le modalità, diciamo, di inserimento delle mafie nel gioco d'azzardo legale. Sono indagini davvero molto, molto complicate. Dall'altro lato c'è un problema di cosa si vuole tutelare e di cosa si vuole affrontare. Affrontare sul serio il problema della presenza delle mafie nel gioco legale significherebbe mettere in discussione tutto l'assetto normativo della regolamentazione del gioco d'azzardo e ci sono interessi che vanno in direzione opposta. Bisognerebbe mettere delle regole anche a livello nazionale ma anche a livello sovranazionale. Ci sono quelle che vengono chiamate le asimmetrie normative. Questa legislazione che è molto opaca, dove c'è il livello nazionale, quello locale, gli enti locali, la regione, la legislazione degli stati, crea una regolamentazione molto debole e facilmente permeabile. Giulia Migneco. Sì, aggiungo solo che in tutto questo, oltre appunto alla difficoltà proprio dell'indagine, ci sono anche pochissimi controlli. Questo ce lo dicono sui territori, sono pochissimi gli esercenti, quindi coloro che vengono a azzardo, che ricevono controlli, e anche quando li ricevono spesso ci dicono che comunque, diciamo, avere magari la macchinetta non collegata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per loro è più conveniente, perché anche quando poi
poi arriva il controllo raro, ricevono la multa, quella multa è in qualche modo inferiore a tutte le entrate che hanno avuto dall'azzardo. Questo nell'azzardo, ovviamente parliamo a questo punto di illegale, perché è una parte illegale, però i controlli mancano, sono pochi. Abbiamo Emma della classe quarta B dell'Istituto Cattaneo, che ringraziamo per averci mandato questa domanda, che dice: ma io come posso accorgermi se la mafia è coinvolta nel gioco che sto facendo? Come dicevo prima, dipende da dove si gioca. Ovviamente, per esempio, nel tutto il mondo del gioco online, quello che dicevo prima, provare a prestare attenzione ad alcune cose che invece possiamo riconoscere subito nei siti, però bisogna saperle. Per esempio, noi in questo libro dedichiamo proprio una pagina a questo. Riconoscere un sito di gioco legale, verificare la presenza del logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assicurarsi che non sia presente nella lista dei siti inibiti. Lo so, è difficile, perché vuol dire andare nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, andare a vedere quali sono i siti inibiti. Ovviamente in tutto questo, non neghiamolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non rende quei dati visibili e facilmente raggiungibili, ma devono essere cercati in maniera molto approfondita. Anzi, nel tempo, e questo è giusto che tutti noi lo sappiamo, quei dati che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rendeva pubblici, come è giusto che sia, perché tutti noi dovremmo sapere quanto spendiamo in gioco d'azzardo, quanti sono le perdite, in quali giochi vengono spesi più soldi, questi dati non sono più resi pubblici. Questo, dicono, sia dovuto a una tutela dei dati stessi. Obiettivamente diventa molto più difficile così capire cosa accade nei territori, quindi questo è un altro elemento per cui come Avviso Pubblico abbiamo provato a fare diverse battaglie senza ancora riuscire a raggiungere dei risultati, purtroppo. Poi assicurarsi che durante la registrazione ci venga richiesto il documento, quindi una carta d'identità o un codice fiscale che in qualche modo riconosca la vostra identità. Se non viene richiesto, già c'è qualcosa che non va, vuol dire che quel sito non è legale, e questo ovviamente deve essere fatto per verificare la maggiore età. Sul fatto di come trovare il modo per aggirare questo sistema, ovviamente ci sono diversi meccanismi. Sul gioco fisico è un po' più difficile, ovviamente, riuscire a capire se i clan, diciamo, la criminalità organizzata è in qualche modo coinvolto o meno all'interno di quella sala slot e quella sala scommesse. Però informarsi sui territori e magari guardare alcuni meccanismi ci può aiutare a comprendere se ci sono delle dinamiche, delle anomalie che non ci convincono. Ovviamente sul gioco fisico però è tutto molto più complicato. Non so cosa... No, sono assolutamente d'accordo. Abbiamo un'ultima domanda di una compagna di Emma, perché è la stessa classe dello stesso istituto, all'India, spero di averlo letto correttamente, che chiede come lo Stato cerca concretamente di contrastare le mafie nel mondo del gioco d'azzardo. Avete già toccato questo tema, ma per dare giusto risalto alla domanda di questa studentessa. No, lo Stato formalmente cerca di contrastarle. La linea che oggi passa e che dagli addetti ai lavori io personalmente ritengo non sufficiente è la linea del fatto, come dire, legalizziamo il gioco, legalizziamo l'offerta, anzi incrementiamola. Questo dovrebbe ridurre le opportunità illegali di inserimento delle mafie. La risposta che dà la ricerca, che do personalmente io nella mia attività, diciamo, di analisi, è che questo, come dicevo, è parzialmente vero, si riduce la sfera del gioco d'azzardo illegale, ma la cosa che viene sottovalutata, se non negata, è la presenza sempre più rilevante delle mafie nel gioco d'azzardo legale. Quindi si dovrebbe affrontare, questo lo dico io, ma c'è una relazione della Commissione parlamentare antimafia del 2018, quindi di due legislature di una legislatura fa, che queste cose le ha dichiarate, le ha messe
le ha messe in luce. Servirebbe ben altro, una regolamentazione molto più rigida, più ferrea, con controlli molto più mirati, come diceva Giulia, e maggiore trasparenza anche proprio nei dati, cioè è difficilissimo avere dati aggiornati e dettagliati sul tipo di gioco, sul gioco nel territorio, quindi anche per fare analisi, e sono pochissimi i controlli, sono praticamente inesistenti. E poi aggiungo solo che c'è tutto il mondo online, che come sempre è quello di cui ci dobbiamo oggi purtroppo occupare sempre di più, che è proprio anche da questo punto di vista difficilissimo da gestire, perché tanti siti sono non in Italia, sono all'estero e quindi hanno regolamentazioni diverse, e la verità è che dovrebbe l'Europa provare a capire insieme come creare una regolamentazione europea che tuteli tutti i paesi europei allo stesso modo. Questo però ancora purtroppo non viene neanche immaginato. Vi dico però un altro dato che prima mi sono dimenticata di dirvi, che in molti paesi europei per esempio le loot box sono vietate. Questo che secondo me è importante, perché ci fa capire se si è arrivati a quello, evidentemente si era arrivati a un meccanismo di quello che vi dicevo prima, che era visibile, ecco. Certo, quindi c'è ancora molto da fare. Tanto sì. Quindi continueremo a trattare l'argomento, continueremo a parlarne, a fare il più possibile opera di sensibilizzazione e di cultura, anche nella direzione di cercare di facilitare il senso critico e il diritto alla libertà dei ragazzi e delle ragazze. Che ringraziamo per essere stati con noi in questo incontro. Voglio citare ancora una volta la terza AIC dell'Ipsia Bernardi di Padova e la terza ASIA, la quarta ASIA e la quinta BRIM dell'Istituto Calvi di Padova, che sono stati qui in presenza e che ringraziamo per aver interagito con noi. Altrettanto ringraziamo la quarta B del Liceo delle Scienze Umane Cattaneo e Mattei di Monselice e le classi prima e terza dell'Estetica di Padova, che ci hanno anche mandato molte domande e commenti. Quindi grazie ovviamente a Giulia Migneco e Rocco Sciarrone per il loro prezioso intervento. Magari li salutiamo con un applauso di ringraziamento per tutto quello che ci hanno portato. Speriamo veramente che continuare a parlare di queste cose aumenti il senso critico di tutti, la possibilità di essere liberi dai comportamenti che ci possono mettere in difficoltà. Vi ricordiamo che il nostro festival ovviamente continua, trovate sempre tutte le informazioni sul sito www.cambiogiocul6.it. Vi ricordo il programma di oggi, perché alle 17:30 avremo Teresa Farroni per un incontro dal titolo Riconoscere, regolare, resistere, e questa sera avremo Maura Gancitano alle 20:30 per un incontro dal titolo Dalla ricompensa alla libertà. Quindi l'UL6 Euganea di Padova vi ringrazia per aver partecipato e vi invita a mantenere i contatti con il nostro festival Cambio Gioco. Buona continuazione di giornata a tutti.